La lunga estate della siccità ai noi non è ancora finita. Come sta la nostra regione da questo punto di vista? Diciamo che abbiamo registrato precipitazioni piovose molto basse e le annualità che possono essere paragonate a questa, anche se non con questa gravità, sono state per esempio il 2017, il 2003 ancora peggio e quindi è un anno che oggettivamente è stato caratterizzato da precipitazioni storicamente molto basse. Stiamo recuperando, nel senso che a settembre ha piovuto nella media rispetto agli anni precedenti, però manca anche tutto quello che è mancato nei mesi precedenti, maggio, giugno, luglio, agosto, e quindi le falde si sono abbassate, i corsi d'acqua hanno subito tutta una serie di conseguenze anche sugli aspetti relativi alla fauna e alla flora, e quindi in termini ambientali i laghi sono stati svuotati con tutto quello che ne consegue anche nella produzione di energia idroelettrica, guarda caso da fonte rinnovabili. Insomma, tutta una serie di problematiche che ovviamente abbiamo dovuto affrontare il cuneo salino e che sono ancora presenti e che hanno creato tutta una serie di problematiche anche per esempio al mondo dell'agricoltura. Spesso non ci si pensa, ma l'acqua è fondamentale in modo particolare per l'agricoltura e anche ai servizi idrici integrati, quindi gli acquedotti. E tutti questi problemi adesso piano piano con l'aumento delle precipitazioni piovose si sta un po' recuperando, anche se avevamo messo in campo tutta una serie di azioni. Io mi auguro, spero che la pioggia che non è venuta prima venga, ma che non venga tutta in pochi giorni, perché altrimenti potremmo trovarci di fronte a situazioni complesse come purtroppo abbiamo vissuto in passato. Io sono stato nelle Marche e se sono confermati i dati che mi hanno riferito, capisco che nella percezione della gente sia difficile parlare in termini tecnici, ma posso assicurare che mi hanno detto hanno registrato 400 mm di precipitazioni in 2 ore. Se questo fosse vero sarebbe una quantità veramente rilevante, e per quanto tu possa mantenere, pulire e sistemare i corsi d'acqua sono quantitativi veramente rilevantissimi. Basti pensare che con Vaia abbiamo registrato 715 mm ma in un giorno, non in 2 ore.